Ogni estate, al mare, in residence o in villaggio, tutti i ragazzi di ogni età, razza e religione si riuniscono per giocare al gioco più famoso che esista. Ragazzi, giochiamo a schiacciasette. Schiacciasette o schiacciatette? Mamma mia, ogni anno sempre la stessa battuta. Allora ragazzi, vi ricordo che io sono stato campione dei tornei internazionali di schiacciasette del 2013 e del 2014, quindi vi prego di chiamarmi campione o al massimo maestro, ok? Vai, si inizia! Non hai detto uno, eliminato, maestro. Chiamo, lo dimentico sempre, oh! Un'altra regola fondamentale è che se fate cadere la palla dovete dichiarare il numero dell'ultimo passaggio, altrimenti verrete eliminati. Ma... Che numero era? Lo so, che hai battuto tu, giusto? Quindi se hai battuto tu eri l'1 e ha passato lui 2, 2 e 1 fanno 3, quindi siete 2 e 3 al quadrato, per fratto x 3! No, era 3 periodico. Io non ho fatto la radice quadrata, lo sapevo! Ragazzi, ci sono pure io. Me la passate? Pure io. Me la passi? Mia. Ehi, me la passate? Mia, me la passi? Vai, io. Tua! Va bene, non me la passate più. All'interno del gruppo non può mancare lui, quello che vuole mettersi sempre al centro dell'attenzione con gesti atletici, recuperando ogni passaggio. Mia! La prendo, è mia! Oh, presa! Vai! Amici! Ricordatevi che se alla schiacciata verrete colpiti sarete eliminati, quindi un buon istinto e una prontezza di riflessi potrebbero salvarvi la vita. 7. Oh, ma proprio niente, non vi prendete mai e poi mai! 7. Ricordatevi infine che se il vostro è il settimo passaggio dovrete schiacciare e una buona dose di fermezza e sangue freddo vi saranno utili. Schiaccio io. Il naso non lo sento più! Eliminato. E adesso la finale, a noi due! No, hai vinto, no, hai vinto tu, no, sei campione. Io non gioco per vincere, gioco per eliminare! Va bene, giochiamo, mamma, giochiamo. Don't worry, night never ends, no hurry, short in the thick so the lines get blurry in the night. 1.